La CTV ha compiuto in questi giorni 100 anni e per celebrare e festeggiare il suo primo secolo di vita la Società di Trasporti Veneziana ha pubblicato un libro ricco di curiosità. Vediamone insieme qualcuna. ACTV è la sigla dell'azienda di trasporti di Venezia, una storia fatta soprattutto di barche e di scafi sperimentali per non danneggiare la città. Compie 100 anni e un bel libro lo ricorda. Messi insieme tutti i dati e abbiamo cercato di costruire tridimensionalmente questi vecchi vaporetti scomparsi. Una volta passavano pochi vaporini sotto il ponte di Rialto, adesso credo 760 al giorno. Esatto, questa è la grande pressione che c'è sui mezzi, sul Canal Grande, e questo secondo me ha fatto un po' peggiorare proprio il rapporto fra personale, passeggeri, fra personale, macchine, e quindi tutto viene tirato fino alle estreme conseguenze. Ho l'impressione che gli scafi di 100 anni fa siano più moderni di oggi e più rispettosi dell'ambiente di oggi. Sicuramente 100 anni fa il problema era tenuto in considerazione, furono fatte prove in vasca navale con i mezzi di allora, l'Istituto Luce fece delle riprese molto precise per l'epoca, incredibile, addirittura in epoca fascista, quando furono fatti i 20 VA e le grandi motonavi che sono ancora in servizio, furono fatti appunto dei modelli del Canal Grande proprio per simulare le reali condizioni di esercizio di questi mezzi.